Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Oggi le varie ULSS della nostra regione hanno fatto il punto sulla campagna influenzale, su come sta andando, quando saranno i picchi. Sono molto simili le varie ULSS l'una con l'altra. Prendiamo proprio una delle più grandi, quella di Padova. Nel Padovano la campagna di vaccinazione contro l'influenza si concluderà il 24 gennaio, ma si va ormai verso la distribuzione di tutte le dosi messe a disposizione dall'ULSS 6 Euganea, ovvero 180.000, una cifra record con 10.000 dosi in più rispetto al 2018. Abbiamo distribuito 10.000 dosi in più rispetto agli anni precedenti perché abbiamo avuto un'aumentata richiesta da parte dei medici di medicina generale, ma anche proprio della popolazione. Quindi sta andando bene perché abbiamo l'impressione che la gente si stia vaccinando di più. Altissimo anche il numero di sedi in cui è possibile vaccinarsi: 596 medici di famiglia, 67 pediatri, 20 distretti e tutte le case di riposo. Il picco è previsto per fine gennaio, primi di febbraio. Finora in Veneto sono state costrette a letto dall'influenza quasi 91.000 persone, di cui 17.000 sono padovani. Eppure rispetto al 2018, quando a Padova ci furono anche 11 morti, finora nessun caso grave è stato registrato. A consuntivo l'anno scorso abbiamo avuto 253 ricoveri con 40 casi gravi e 11 morti. A oggi, in piena epidemia influenzale, anche se il picco arriverà a fine gennaio, primi febbraio, devo dire che non si è registrato a oggi nessun caso di ricovero e nessun caso grave. Fondamentale rispettare le regole di igiene. Sembra impossibile, eppure tra tanti consigli e norme di comportamento, la più efficace è anche quella di gran lunga più semplice e più veloce da adottare. La pratica più importante e riconosciuta è proprio il lavaggio delle mani. Quando uno ha l'influenza e si tocca il naso, si tocca la bocca, si tocca gli occhi, poi deve pulire le mani. E se diciamo un po' ovunque al momento sono incoraggianti i dati, poi ci sono senz'altro le eccezioni con i casi gravi. Con l'influenza non si scherza comunque mai in certe forme, tant'è che un quarantenne veneziano è ricoverato in gravi condizioni. Prima quella che sembrava una banale influenza di stagione, poi però con il passare dei giorni le condizioni di salute di un quarantenne veneziano si sono aggravate. Quando lo scorso 2 gennaio si è presentato al pronto soccorso, l'uomo accusava gravi difficoltà respiratorie. Ora si trova ricoverato in rianimazione all'Angelo. La situazione del paziente sono situazioni gravi ed è sottoposto appunto ad una macchina per ossigenare il sangue. I medici riferiscono che il paziente non avrebbe presentato particolari patologie pregresse tali da spiegare questa complicanza dell'influenza. L'influenza ha questa caratteristica: può dare una sintomatologia grave anche in persone giovani e apparentemente senza altre patologie. E quando colpisce con queste modalità va a colpire proprio la parte più terminale dell'apparato respiratorio, gli alveoli, impedisce una buona respirazione e quindi senza l'ausilio di macchine come l'ECMO, cioè che ossigenano artificialmente il sangue, è una situazione incompatibile con una esistenza. Quindi è una situazione che può essere molto grave. Per quanto riguarda le banche venete, si spera di arrivare a un giudizio definitivo prima che intervenga la prescrizione, ma a questo punto i commenti sulla chiusura delle indagini di uno dei filoni più importanti dell'inchiesta di Veneto Banca: positivo ma con riserve il giudizio dei risparmiatori. Quello che sta a cuore alle associazioni dei risparmiatori è sicuramente verità e giustizia, ma capire come è stato possibile che una banca di quelle dimensioni si sia arrivata al fallimento. E questo in sostanza è il commento dalla parte dei truffati sulla chiusura indagini per Vincenzo Consoli e altri 5 alti dirigenti di Veneto Banca. Truffati che solo in parte sono richiamati nell'avviso dei pubblici ministeri del Tribunale di Treviso. Sono situazioni differenti. Da una parte viene contestata la truffa nei confronti di un centinaio di persone per un centinaio di milioni di euro di danno a carico di queste persone. Dall'altra parte invece abbiamo una situazione di dissesto che ha coinvolto circa 100.000 persone, con un danno per queste persone di circa 10 miliardi. Perché in questa vicenda i risparmiatori chiedono di puntare più in alto. Noi ci aspettiamo che le cose vadano avanti, ovviamente che arrivino a chi veramente è responsabile di questa situazione, che doveva vigilare e che non ha vigilato.
Banca Italia e Consum. Io ritengo impossibile sostenere che Banca d'Italia non fosse a conoscenza di queste situazioni. Giustizia, ma anche rimborsi che continuano a non arrivare per 1000 cause. Sono un truffato come migliaia di persone e mi aspetto che ci sia un risarcimento, però che arrivi anche non con la lentezza che abbiamo subito fino ad ora. I risparmiatori che anche oggi si sono riuniti nella sede messa a disposizione dal Comune di Cornuda, dimostrando che i veri atti concreti alla fine li hanno fatti i sindaci. I rinvii a giudizio ci sono ormai in tutta Italia per amministratori delle banche, ma chi doveva controllare le banche, e intendo quindi la Banca d'Italia, non l'ha mai fatto, e su Banca d'Italia c'è un silenzio profondo, anzi qualcuno è stato anche portato in Vaticano a controllare i conti della Santa Sede. Un'area, quella della storica Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, dove i più colpiti sono stati gli artigiani, ai quali non è rimasto che chiedere giustizia e rispolverare un antico detto. Schei e bastonai non torna Pindrio. La giovane studentessa padovana che ha raccontato di aver subito una violenza la notte di Natale, anche in zona centrale, il suo avvocato chiede un aiuto, fa un appello, chissà qualcosa, parli. Chi ha visto qualcosa, anche solo un frammento di queste scene, racconti quello che può essere successo la notte della vigilia di Natale tra il 24 e il 25, perché per la ricostruzione del fatto è estremamente importante. La Procura e la Questura senza dubbio saranno disponibili ad ascoltare chi si presenta per rendere informazioni, ma per quanto mi riguarda sappiate che anche il mio studio è disponibile a ascoltare i vostri racconti. L'appello rivolto ai padovani, studenti, coppie e residenti che la notte tra il 24 e il 25 dicembre si sono trovati a passare nella zona centrale della città, compresa tra il Ghetto e Ponte San Giovanni delle Navi. A parlare l'avvocato Salvatore Frattallone, legale della 21enne che ha raccontato di essere stata violentata da uno sconosciuto. La ragazza ha riferito di essersi svegliata seminuda il giorno di Natale dopo una cena con gli amici sotto il ponte che collega via Ugane a via Vescovado. Accanto a lei uno sconosciuto che si è subito allontanato. Non ricorda nulla delle ore precedenti. La squadra mobile che sta conducendo le indagini insieme alla procura ha interrogato le persone che erano con lei quella sera e sta cercando di visionare tutte le immagini delle telecamere cittadine. Un ulteriore aiuto alle indagini potrebbe arrivare anche dalle telecamere delle abitazioni private. Io auspico che la Polizia Giudiziaria, coordinata dal Pubblico Ministero, possa acquisire tutti i filmati, anche dei privati che vorranno dare il loro contributo per la ricostruzione del fatto. Gli investigatori non escludono inoltre che la 21enne studentessa possa essere stata drogata, magari con qualche sostanza come la GBL, droga dello stupro, che annulla completamente gli istinti di difesa. Si attendono gli esiti degli esami medici effettuati alcuni giorni dopo la presunta violenza, perché la ragazza inizialmente non aveva avuto il coraggio di parlare di quanto era accaduto. Il suo avvocato chiede che venga tutelata la privacy della giovane e il suo dolore e che tutti collaborino per individuare l'uomo che l'avrebbe violentata. Ci tengo che la ragazza riprenda in mano la sua vita e superi questo shock devastante prima possibile. La Regione Veneto ci tiene a far sentire la propria voce nel processo contro la criminalità organizzata, in particolare stiamo parlando della camorra sul litorale. Infatti ha incaricato l'avvocato Fabio Pinelli del Foro di Padova per la costituzione di parte civile della Regione stessa nel maxi processo contro il clan dei Casalesi di Eraclea. L'avvocato Pinelli parteciperà quindi in rappresentanza e in difesa della Regione all'udienza fissata per giovedì 16 gennaio prossimo davanti al GUP, formalizzando per la fase dibattimentale la costituzione di parte civile proprio della Regione Veneto. Ci fermiamo per una pausa. Non ne parliamo molto spesso, anche se le forze dell'ordine lavorano sempre su quel fronte, quello della droga, però ogni tanto credo che sia doveroso far presente che i sequestri continuano in tutta la regione. Un vero e proprio bazar della droga trovato in un appartamento di lusso nella prima periferia di Treviso. Gli uomini della squadra mobile hanno sequestrato ben 11 litri e 250 millilitri di GBL, la droga dello stupro, e diverse sostanze anabolizzanti, metanfetamine, ecstasy, chetamina, eroina, morfina, testosterone.
L'indagine è scattata dopo un normale controllo di una macchina di grosso cilindrata a Treviso. All'alta della polizia l'uomo, 35 anni, procacciatore d'affari nel settore della tipografia, si è fermato, ma alcuni suoi atteggiamenti hanno destato dei sospetti che poi si sono rilevati fondati. All'interno della vettura, in vari contenitori, la droga dello stupro. Una sostanza dagli effetti dirompenti, annulla la volontà di chi l'assume e ne rimuove completamente la memoria. È una sostanza che può facilmente originare l'overdose, sulla quale verranno esperiti anche gli accertamenti scientifici necessari. Nessuna giustificazione plausibile per il possesso della droga, così gli investigatori hanno deciso di perquisire l'abitazione del 35enne. L'uomo abita assieme ad un amico originario di Vicenza, quarantenne, culturista disoccupato con la passione della palestra. In casa sono state trovate tutte le altre sostanze. All'interno dell'abitazione del giovane è stata reperita infatti una quantità varia di sostanze stupefacenti, tutte prevalentemente a base sintetica. I 2 uomini senza precedenti sono stati arrestati e portati nel carcere di Treviso. Intanto proseguono le indagini della squadra mobile coordinati dal pubblico ministero Paolo Fietta. Stiamo verificando tutte le ipotesi possibili atte appunto a definire questo nuovo mercato delle cosiddette smart drug che si stanno diffondendo nel nostro territorio. La droga sequestrata ha un valore sul mercato di circa 100.000 euro. Intanto gli investigatori stanno indagando per accertare la destinazione della sostanza stupefacente. Il Istituto Oncologico Veneto a Padova rigetta con fermezza le accuse dei sindacati riguardo al sovraffollamento dell'istituto. È un allarme che secondo me è infondato. Noi abbiamo fatto delle verifiche all'ufficio relazioni con il pubblico, abbiamo guardato anche i social che ci riguardano e non abbiamo le denunce che hanno dichiarato i sindacati. È dura la risposta dello IOV di Padova, l'Istituto Oncologico Veneto, alle accuse dei sindacati che hanno denunciacio casi di attese fino a 7 ore per i pazienti del Day Hospital del punto prelievi. Un sovraffollamento che rende la vita difficile a pazienti e operatori, affermano CGIL e CISL UIL, ma per la direzione la realtà è ben diversa. Dal punto di vista delle proteste e denunce di famiglie o pazienti noi non abbiamo riscontri. Il problema è un problema che conosciamo, che abbiamo affrontato da molto tempo, perché è un problema legato prima di tutto agli spazi che sono limitati. Noi abbiamo 49 poltrone per il Day Hospital, per le chemioterapie, ma gli spazi dello IOV erano un ospedale nato per tutt'altre finalità. La direzione afferma di non aver mai ricevuto lamentele o proteste, né direttamente né sui social che vengono monitorati. Certo, gli spazi richiedono ampliamenti. I pazienti sono passati dal 2015 a oggi da 25 a 41.000. Questo non impedisce che il servizio offerto sia di qualità. Inoltre le terapie oncologiche devono essere fatte entro pochi giorni. Una polemica definita pretestuosa, quella dei sindacati, perché è ovvio che nel periodo delle feste natalizie si siano dovuti spalmare negli altri giorni una parte dei pazienti. Pronte alcune novità. Abbiamo cercato di favorire il prelievo il giorno prima per i pazienti che abitano a Padova. Adesso amplieremo l'orario dalle 17 alle 20 e apriremo il sabato mattina, aumentando quindi con altri 5 infermieri che tra poco verranno assunti. Inoltre sarà aperto un ambulatorio per le urgenze e ampliata la sala prelievi. Un comportamento, quello dei sindacati, che ha infastidito la direzione, che per il momento rifiuta un confronto con CGIL, CISL e UIL e nello stesso tempo vuole tranquillizzare i 160 pazienti che ogni giorno ricevono le terapie. Sempre più spesso quando parliamo di un fatto di cronaca, come la notizia che abbiamo dato di un'aggressione in un bar a Venezia, a Campo San Bartolomeo, ebbene saltano fuori i video come in questo caso. Eccole le immagini pubblicate sulla pagina Facebook Venice My Way della notte di paura vissuta dai gestori e dagli avventori di un locale nella zona di Campo San Bartolomeo a Venezia mercoledì sera. Sono circa le 23 quando un 29enne di origini tunisine entra nel ristorante, parla con i presenti che cercano di tranquillizzarlo, lo invitano ad uscire. Vai a casa. Tranquillo,
Domani vedi te, dopo domani, dopo 3 giorni. Lui sembra calmarsi, poi all'improvviso l'aggressione ad un ragazzo. Il 29enne viene bloccato dai presenti che riescono a farlo uscire, poi sbarrano la porta d'ingresso sperando che si allontani. Ma lui, anziché andarsene, impugna uno sgabello e lo lancia contro le vetrate del locale. In un secondo video, sempre pubblicato su Facebook, si vede il tunisino che continua nella sua azione fuori dal ristorante, mentre all'interno si sente la voce terrorizzata di una ragazza che chiede l'intervento delle forze dell'ordine. Ragazzi, fate ragazzi, potete venire? Subito! No, subito! No, arrivate, in fretta, per favore! Sono attimi di terrore, il 29enne poi si allontana verso San Marco. È qui che la polizia lo intercetta e lo blocca, ma l'uomo reagisce anche al controllo degli agenti, viene così portato in questura e denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento. Denunciato, non arrestato, un 25enne di Bassano, anche qui denunciato, perché aveva danneggiato a calci e pugni appunto le lapidi di Viale dei Martiri. Chissà cosa penserebbero il mestrino Mario Aliprandi e Carlo Fila, venuto da Mirandola a farsi ammazzare qui in Veneto nella guerra di liberazione. Chissà cosa ne pensano, perché da qualche parte devono pure essere, fosse anche solo nella memoria, Pietro Bosa di Pove del Grappa, il 17enne Cesare Longo e quei tre ignoti che hanno condiviso la sorte di essere impiccati ai lecci della più bella terrazza di Bassano del Grappa. Chissà cosa avrebbero voluto dire a quel giovane di Bassano che a 25 anni è già molto più vecchio di parecchi di loro. I 31 martiri uccisi dai nazisti nel settembre del 1944, in una delle pagine più nere della storia d'Italia e del Veneto. Chissà. Mancano però le parole di fronte al raid solitario di questo giovane che qualche notte fa ha deciso di prendere a calci e pugni le lapidi che ricordano quei 31 morti ammazzati di 76 anni fa. Le parole le hanno trovate intanto i carabinieri di Bassano, che nero su bianco l'hanno denunciato per vilipendio di tombe e danneggiamento, dopo averlo riconosciuto dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del centro storico. Il 25enne ha ammesso le proprie responsabilità, giustificandole con futili motivi. Ci piacerebbe saperli, anche se a dire il vero non viene in mente alcun motivo per prendere a calci e pugni quelle croci e quei fiori. Ma siamo certi che se i martiri di Bassano potessero scambiare due chiacchiere con quel giovane, troverebbero le parole giuste per fargli capire perché sono morti o perché non avrebbero voluto morire appesi a un leccio. Ma questo non è possibile e l'unico modo che tutti noi abbiamo per dare voce a quei 31 morti è la memoria. Per ognuno di loro la memoria è un fiore che sboccia in ogni stagione. Dopo la pausa parleremo del lupo, predazioni molto vicino alle case. Ancora una volta parliamo di predazioni dei lupi, chiaramente l'inverno li spinge a scendere sempre più a valle per cercare prede. Una predazione infatti è avvenuta solo a 50 metri dalle case, questo quanto raccontato e documentato, adesso vediamo le immagini, da un nostro telespettatore di Borso del Grappa, dove in via Savie, Santa Eulalia, è stato sbranato un capriolo. Si sospetta che si possa trattare della madre del cucciolo che era finito sotto un'automobile la scorsa settimana, del cucciolo di lupo, intendiamo. Gli abitanti sono preoccupati proprio dalla prossimità della predazione rispetto alle abitazioni. E invece parliamo anche del carnevale, quest'anno la luna, l'amore e la follia, questo il tema del carnevale a Venezia. L'amore a Venezia non viene vissuto soltanto dal punto di vista sensuale, ma viene vissuto proprio come un coinvolgimento totale della mente e del corpo, quindi la giocosità, la follia, ma la grande intensità dell'amore che come si può vivere solo in questa magica città, che è la città dell'amore. Eccolo il tema del Carnevale 2020 che inizierà l'8 febbraio, il gioco, l'amore e la follia. 3 temi diversi, ma che uniti possono dare un esito scoppiettante, proprio come sarà questo carnevale, che vede un nuovo direttore artistico, figura in realtà già operativa da tempo a Venezia, Massimo Checchetto. Il tema è un suggerimento per tutti quelli che vorranno venire a trovarci a Venezia e divertirsi con noi. Ovviamente il gioco con le sue regole, l'amore e la follia che seguono a ruota. L'amore e la follia sono
due cose che spesso vanno a braccetto. Chi non ha fatto una follia per amore, penso tutti, però poi c'è il gioco detta le regole e quindi siamo pronti a giocare tutti insieme. Direi con questa edizione più che con altre è riuscito nell'operazione non facile di uscire da decennale immagine un po' troppo legata al Settecento che ha caratterizzato i primi carnevali fino anche a una decina d'anni fa in modo caratteristico. Poi c'è stata questa evoluzione un po' coraggiosa e questo cambiamento che quest'anno trova questa nuova declinazione, direi affascinante. Non mancheranno le novità, anche se sono state svelate solo in parte. La prima è proprio in onore dell'amore. Ci sarà un giorno in più, il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Poi degli ingressi nuovi di artisti particolari molto interessanti che si vedranno soprattutto a Rio di Canareggio. I palchi sono dei palchi progettati anche da un punto di vista altamente tecnologico, quindi poi questo lo vedremo più avanti. E poi abbiamo un fiore all'occhiello, secondo me, che è il Carnevale Culturale, dove ci sono delle proposte molto interessanti che spero vengano seguite, perché è un punto di vista molto curioso sul Carnevale di Venezia. Andrew Basso, legato molto a Bassano, perché la sua famiglia viene proprio da qui, ma è conosciuto in tutto il mondo, ormai vive negli Stati Uniti, è un illusionista ma anche un escapologist, tipo Houdini, uno dei più famosi al mondo. Presenta il suo libro che si chiama Credi nell'impossibile, è una sorta di manuale sia per quello che ha fatto lui, e chiaramente in pochi possono farlo, ma è un consiglio un po' per tutti. Quanti hanno sperato di fuggire da qualche cosa per inseguire un sogno? Più o meno tutti, almeno una volta nella vita. Andrew Basso, uno dei più famosi illusionisti al mondo, fugge per mestiere. È un escapologist, proprio come Houdini. Gira ai teatri del mondo con enorme successo, con i suoi numeri, tra catene e vasche piene d'acqua, a volte rischiando la sua stessa vita. E ora racconta tutto in un libro che presenterà a Palazzo Roberti domenica alle 17 a Bassano, città dove ha le radici la famiglia di suo padre. Un libro, Credi nell'impossibile, l'arte della fuga per essere davvero liberi, che è pensato non solo per i professionisti del brivido come lui, ma soprattutto per chi con l'impegno potrebbe fuggire dagli ostacoli della vita. L'arte dell'escapologia è l'arte della fuga che io presento sui palchi del mondo attraverso prove sott'acqua, liberandomi da manette e catene, però è anche una metafora nella vita per liberarsi mentalmente, per trovare le chiavi per sbloccare le serrature dei propri sogni. Quindi chi viene a incontrarti lo fa non tanto per carpire segreti di magia che tanto non direi mai, ma più che altro una specie di metodo, una specie di fiamma che tu puoi dare agli altri? Sì, spero attraverso la mia storia di poter passare alle altre persone la mia storia e far loro capire come anche un sogno molto improbabile come il mio, quello di un bambino di Borgo Valsugana con un grande sogno di girare il mondo facendo l'illusionista, e in realtà qualsiasi cosa è possibile. Credendo nell'impossibile, noi ci fermiamo qui e anche noi con una magia facciamo comparire la sigla di chiusura. Arrivederci.